Siamo degli ignoranti, ma percepiscono 13, 14, 15 percepisce 520 euro dopo 40 anni di lavoro, ma stanno chiudendo perché non ce la fanno più. Ormai è arrivato la pressione fiscale al 62%, questa è una vergogna. Abbiamo qui gente che sono lì, un gruppo di edili che dal 2013, dal 2010 ma non è stato ancora un euro. Cosa devono fare questi qua? Sono con noi, fa un plauso a questi però se ne hanno 50 di tutto il grasso però la maggior faccio la puntata qui non ci sarà nulla per le famiglie. Che poi mi dice Facebook, vedi i video, vedi quando è che stai chiaro. Dove stai qui? No, io l'ho visto. Ah, visto. Noi non possiamo assistere. Se 2 o 3 questi che hanno preso la scuola non ce ne frega niente. No, noi stiamo al luogo. Non pensi alla non se non frega niente. Allora stipendi, oltre 4 pensioni. Perciò si vergognassero tutti. Che massa è Hai visto che vanno fuori, devono fare le spese di viaggio, devono riportare perché si sta svuotando dobbiamo aprire qui su che potete restare. Davide, faccio parte del coordinamento nazionale. Esempio da chi vi sta parlando, è una vita che si sta battendo sempre per i lavoratori. A 16 anni, 1961, siamo stati premiati dalla Germania per essere laboriosi, abbiamo portato sull'Italia. La Germania invece si sta succhiando adesso, con 4 imbecilli che abbiamo al governo, ci fanno Camera e Senato, sono esagerati vitalizi, uno che fa 3 anni di regionale porta a casa 10.300 euro per tutta la vita, porca puttana. Questo non significa aiutare le altre. Ma non si vede. Ma uno che ci teneva a cuore, a vedere i loro figli. Buono comunque, buono. Nessuno è venuto e ha detto cosa dice la mia popolazione, quali sono le rivendicazioni, per quale motivo non devo avere il gonfalone davanti la cittadinanza a dire in prefettura al tribunale che c'è la sacra terra che ha dato nuovi valori grandi, che è morto per noi, perciò non lo voglio neanche nominare, avete capito chi è, e pertanto venite a parlare con noi, parlate con gli studenti, parlate quando vanno dalla mamma a dire mamma è sabato 5 euro, non ce n'è più, non possono prendersi la pizza, ma quando sogneranno, quando mano per mano abbiamo tutti quanti, ma non è finita qua, adesso logico dopo questa bella passeggiata avete visto quanta gente, tutti chiusi, qualcuno ma non importa, non fa licenza di caso, sono tutti chiusi, abbiamo dato la possibilità a questa gente di chiudere un po' il negozio eccetera, anche se non fanno perché ci stanno assassinando, ma le abbiamo fatto riflettere per dire anch'io voglio viaggiare con loro, anch'io voglio andare in una protesta civile, umile ma soprattutto determinata. Noi oggi pomeriggio alle 5, alle 17 siamo qui per dare anche risposte ai commercianti, cosa dobbiamo fare da domani perché la nostra vitalità sono le piccole e medie imprese che mantengono l'ossatura della nostra
Italia, quello che non hanno capito. Quanti suicidi ancora, che si vergognano, noi non ci suicidiamo, diciamolo, mandiamo al mittente, si suicidassero per dalla vergogna che hanno rubato tanti soldi agli italiani. Pertanto grazie a tutti veramente, grazie a voi che avete fatto tornare un uomo come me che ha 72 anni, giovane come voi, grazie mille, in cuore.